sono le 14:32, proprio in questo istante ancora situazioni preliminari che evidentemente non permettono all'arbitro di fischiare l'inizio di questa partita. Attenzione con il direttore di gara che estrae ripetutamente gialli mentre c'è qualcosa, Marco Carli, che evidentemente disturba l'arbitro, ma ti rimbalzo la domanda perché tutto sembra che il direttore di gara si sia ormai motivato a fischiare il fischio d'inizio di questa partita. Ancora una sbirciata, ancora un controllo, lo batte il Catania, il calcio d'inizio con retropassaggio, con Lodi che scavalca con un lancio dritto per dritto cercando la testa di Jefferson che scarica su Sarno sulla corsia di destra del campo, viene subito marcato, raddoppiato Sarno, il problema di girarsi, l'ultimo tocco però è stato del giocatore avversario Crucitti, palla fuori, rimessa con le mani. Il Catania può partire con Rapisarda, il controllo ancora con Sarno, l'esterno poi di testa Somma al centro dell'area di rigore, allontanato il pallone direttamente all'interno della metà campo da una parte all'altra, con la possibilità per Lorenzini di spedire il pallone sull'altro fronte del campo. E adesso giro palla sulla linea dei tre difensori centrali con Ruano, Carubini e con quest'ultimo che ritorna il pallone a Ruano, posizione centrale per il difensore spagnolo, cerca la profondità sull'auto di destra del campo, il controllo comunque attento da parte di Castellini, si gioca su un sintetico, ci sembra un po' sfruttato per quello che è l'impianto ottico che riusciamo a vedere dalla nostra postazione, ma comunque il rimbalzo del pallone sembra più che dignitoso, anche se ancora non si sono fatti sentire così come fanno ripetutamente i tifosi del Catania. Jefferson di testa, giocatore diverso rispetto ovviamente a Sarao, l'apertura per Sarno all'interno della rigore, stavolta l'anticipo provvidenziale su di lui ad opera di Gaudio, gli mette il pallone fuori, è il primo calcio d'angolo che batte il Catania, manco a dirlo, lo batte il capitano della formazione rossazzurra, Francesco Lodi, si defila Sarno. 6 giocatori in maglia rossazzurra all'interno dell'area di rigore, marca zona il Cittanova, tutti a ridosso dell'area piccola, prova nella mira a toccarlo Lorenzini, poi il pallone viene spedito nuovamente fuori, il movimento da parte di Vitale, l'anticipo da parte di Bruno, 188 centimetri, giocatore cresciuto nelle giovanili della Palermo. Stiamo rivedendo con Castellini, pallone messo al centro, Vitale che lo rincorre, poi desiste, l'agguanta bene Bruno, pronti a rimettere nuovamente il pallone in movimento. Sono trascorsi 2 minuti e mezzo abbondanti, si va per il terzo minuto dall'inizio di questa partita. Rizzo tra due avversari si gira, scarta anche il terzo, lo scambio sul corto con Lodi, all'indietro per Somma, Lorenzini ancora una volta, Somma controlla lo schieramento dei compagni, preferisce poi andare per linee orizzontali servendo Lorenzini sull'auto di sinistra, lo gioca Castellini lungo il lancio per Forchignone, rincorre il pallone, su di lui la marcatura di Figini, Figini mette il pallone al centro, poi Jefferson lo lascia sfilare, era pronto Sarno a trovare la deviazione vincente, anticipo su di lui, palla messa fuori, rimessa con le mani, il primo piano per il tecnico del Catania. C'è un fallo in attacco da parte di Jefferson, si rialza Figini, difensore centrale classe 2000, per il ragazzo deve vedersela ovviamente con il numero 79 del Catania, un po' 7, un po' 9 per lui, ma ovviamente la tendenza ad avere le qualità classiche anche di un attaccante moderno. Riparte il Cittanova, pallone che si perde in profondità, nessuno lo rincorre, ritmi probabilmente compassati all'inizio di questa partita. Marco Carli
Le prime indicazioni di Ferraro sono state per la squadra in generale per cercare da Pisarda il cambio gioco, soprattutto quando il pallone staziona sulla sinistra, per cui guardare da quest'altra parte, e poi invece da parte di Zeoli a Rizzo poco fa, quando il pallone stazionava a centrocampo, di cercare subito gli avanti, l'attacco del Catania. A te. La Pisarda, che nello score dei terzini è tra i migliori ovviamente di questa categoria, sradica il pallone, supera gli anni del campo, l'apertura per la posizione di Forchignone alla di sinistra all'interno del rigore, la mette piano, debole, poi ancora Forchignone prova a metterla al centro, bravo Bruno a capire l'intenzione degli avversari, distendersi, allontanare, attenzione alla ripartenza con 2 passaggi, arriva Somma però, mette un punto esclamativo, poi Lodi, l'arbitro però ferma il gioco, comandare un intervento che proviene probabilmente dalla guardaline che aveva segnalato qualcosa, rimane con la bandierina attesa il guardaline, forse è proprio la bandierina del calcio d'angolo quella maggiormente incriminata per un intervento. Vedremo quello che nel frattempo è stato. L'arbitro dice qualcosa, ma torno a dire, dall'inizio di questa partita mi sembra particolarmente protagonista il direttore di gara. Che è successo stavolta, Marco? Angelo, questa volta è successo che Fanello si è scatenato contro il suo attaccante Giannaula, Sì. dice scarica il pallone all'indietro, ma l'ha fatto varcando la famosa linea dell'area tecnica, Sì. no? Per cui Sì. l'arbitro è andato da lui per dirgli devi stare lì all'interno. Vabbè, ne avevamo già parlato probabilmente di questo direttore di gara, pallone che nel frattempo da una parte all'altra si perde da parte di Beters, che indossa un cappellino rosso per l'occasione di questa partita. Ovviamente la luminosità è tanta, ma ci sono nuvole minacciose all'orizzonte, ma non dovrebbe cessare questa luce. Lodi all'indietro per Somma, Lorenzini. Parlavamo del direttore di gara, mentre nel frattempo sull'altra sponda arriva Rapisarda, mette un pallone al centro per Jefferson, lo stop di petto con Sarno che viene anticipato, pallone prolungato per l'inserimento lì davanti di Giannaula, palla che si perde comunque fuori dopo l'ultimo tocco, giocatore rossazzurro, rimessa con le mani. Persa subito però l'opportunità di cercare la profondità, sbagliato ovviamente il tocco Gaudio, partita che ovviamente non regala spunti di particolare pregevolezza, mentre c'è invece il tecnico del Catania Giovanni Ferraro che dispensa consigli all'interno dell'area tecnica. Rizzo di petto viene pressato da Crucitti, preferisce scaricare dalle parti di Somma. Castellini ancora una volta, insomma, si tengono alla distanza i giocatori della formazione giallorossa. Lodi può impostare sull'inserimento sulla corsia di sinistra da parte di Castellini, perde palla però il Catania. Non ci sono stati sviluppi particolarmente significativi, 2 interventi di Bruno, estremo difensore del Cittanova, ma su azioni di ordinaria amministrazione nulla di straordinario. Il Catania non ha provato ad accelerare il tempo di questa partita, ne sono trascorsi 8 minuti e 34. Amici dei telespettatori che ci state guardando, attenzione però nel frattempo Lodi perde un pallone, recuperano però in seconda battuta i difensori della Catania, la rimessa con le mani, attenzione come sempre al movimento di Aprile che è una specie di calamita lì in mezzo al campo di tutti quanti i palloni. Lodi ancora un appoggio troppo corto e sporco sul compagno pressato in raddoppio di marcatura, deve stare più attento capitano della Catania. Poi Lorenzini vince un contrasto, il pallone si perde fuori, l'ultimo tocco non è del centrale difensivo della Catania ma del capitano della Cittanova Condomitti, e si riparte proprio dal capitano della difesa della Catania.
sull'apertura sulla corsia esterna di sinistra c'è un fallo su Castellini che resiste comunque, si rialza ancora una volta Castellini, gli sradicano il pallone dai piedi, arrivano bene i giocatori della Cittanova che adesso si sganciano sul fronte offensivo. Attenzione all'attacco in profondità da parte di Giannaula, giocatore che comunque, così come ci aveva presentato prima dalla postazione di studio Maurizio Anastasi, giocatore che predilige la profondità, forse non è al 100% della condizione, ma è chiaro che il tecnico Fanello questa partita, se la vuole giocare, ha messo in campo quanto di più offensivo nella linea equilibrata anche di centrocampo, perché ha messo Crucitti tra i centrocampisti e poi davanti Rugnetta e Giannaula. Si batte il calcio d'angolo, però il primo della partita per quanto riguarda ovviamente il Cittanova. Con qualche affanno allontanano i giocatori del Catania, poi Rugnetta strappa gli applausi dei tifosi della Cittanova, limite dell'area di rigore, la girata che comunque si perde alta sulla traversa. Abbiamo perso un paio di palloni importanti, centrocampo, a volte cali di tensione hanno permesso comunque alla squadra di Fanello, che sta reagendo bene alle sollecitazioni della capolista, sollecitazioni francamente scarse finora, ma sono trascorsi soltanto 11 minuti all'inizio di ogni partita. Ovviamente è un sistema che serve soprattutto a confrontarsi con l'avversario. Attenzione perché c'è l'infortunio, un fallo involontario con Ruano che è andato su Carubini, che rimane dorante a terra. Adesso palla fuori, giustamente è stato lo spagnolo Ruano che adesso va a sincerarsi proprio delle condizioni dell'argentino Carubini, ex Vigor Lamezia, per il centrale numero 3 della Cittanova. Adesso per lui intervento dei medici, Sarno va a sincerarsi. Ovviamente è stato un fallo assolutamente involontario, la nostra regia ce lo sta facendo rivedere la profondità e guardate come è arrivato Ruano con i tacchetti alti su Carubini, che subito si tocca la fronte. Non c'è nulla di particolarmente serio, però la botta il giocatore argentino l'ha ricevuta e adesso anche le cure, forse anche un taglio. Marco, da bordo campo. Sì, ci sono delle cure, probabilmente è vero, anche un taglio. Noi non siamo vicinissimi a dove lui sta, però è chiaro che vedo che i sanitari stanno già intervenendo sul giocatore del Cittanova. La botta è stata, soprattutto qui guardata, vista da bordo campo, è stata pesante, perché fra parentesi fra i due compagni. Ti dico che il Catania prima si è lamentato un po', soprattutto con l'assistente, per il calcio d'angolo precedente. La panchina rossazzurra diceva che fosse fallo laterale e non calcio d'angolo. Si sono lamentati un pochettino tutti, anche Zeoli con l'assistente. Poco fa l'arbitro è arrivato proprio qui vicino a noi e ha parlato con Ferraro, facendogli intendere che la decisione è stata sua e che è lui che prende le decisioni in campo. Mattia Nigro della sezione AIA di Prato, lo dico a beneficio dei nostri amici telespettatori, nei precedenti incontri stagionali ne ha diretti 4 di campionato di Serie D, ha sanzionato spesso e volentieri i giocatori, ha combinato complessivamente 23 ammonizioni, 2 espulsioni per doppia ammonizione. E attenzione, una partita soltanto che era Fasano-Bitonto, finita con il risultato di 2-0, ha estratto 9 volte i cartellini gialli, una rosso, tutte quante praticamente estratti in un'unica partita. 13 minuti e 33 secondi dall'inizio di questa gara, invece il risultato è ancora fermo sullo 0-0, non ci sono state azioni di particolare rilievo né da una parte né dall'altra, ma ovviamente è chiaro che ci si aspetti qualcosa di più da parte della Catania, che adesso gioca e manovra con Rizzo, l'apertura sulla corsia esterna di sinistra dove interviene in posizione di mezzala Vitale, lo scarico ancora una volta su Rizzo, si fa vedere Sarno, Rizzo preferisce andare per le linee centrali, poi l'uscita di pugni da parte di Bruno, prova il tiro a pallonetto. Lodi avrebbe dovuto forse prediligere la botta da quella posizione, aveva il pallone sul piede preferito, evidentemente. Guardate, prima Rizzo, e qua c'è l'uscita di Bruno che sceglie bene il tempo sull'avversario, allontana,
pallone che rimbalza, siamo sulla lunetta dell'area di rigore, Lodi lo piazza col sinistro cercando il pallonetto, ma di rientro comunque Bruno avrebbe avuto sicuramente il permesso di andare a recuperare lo spazio per l'intervento. Jefferson, Sarno, gli scappa praticamente dai piedi Gaudio, poi c'è un fallo su Sarno, lo commette proprio il numero 11 della formazione in casa e quindi ex Cosenza under 19 e ancora una volta il direttore di gara ti deve dire qualcosa. Nel frattempo fasciatura ampia per Carubini, ma nulla di particolarmente serio per lui. Questo è stato il momento in cui Lodi si è fatto sradicare il pallone dai piedi in profondità alla ricerca del movimento di Giannaula, pallone però troppo profondo. Riparte il Catania, riparte con Somma, testa alta per Somma, solito scarico su Rizzo, all'indietro per il motorino Rapisarda, ancora Rizzo di prima intenzione cercando Sarno sulla corsia di sinistra, corre tantissimo nella circostanza Gaudio, poi sbroglia la matassa direttamente dal centro dell'area di rigore Ruano che interviene sulla corsia laterale, doveva recuperare anche la posizione del compagno di squadra Carubini che sta entrando in campo proprio in questo istante, mette il pallone fuori, evita guai peggiori per l'intera difesa. Il Catania ripartirà quindi con un calcio d'angolo, stavolta non lo batte Lodi, il calcio d'angolo lo batte Sarno sul primo palo direttamente allontanato in zona distante e così come vedete questo stadio circondato da una fitta vegetazione. Rapisarda, scarico su Sarno, l'1-2, Sarno cerca il primo palo, l'intervento da parte di Bruno, palla fuori, ancora calcio d'angolo per il Catania, stavolta lo batte Rizzo, anzi sulla bandierina ci va anche Sarno, vedremo chi dei due deciderà. È proprio Sarno quello che alla fine si incarica della battuta, bandierina un po' sbilenca, però palla che spiove, supera il portiere, poi la botta dalla distanza, ma il gioco era stato comunque fermato, posizione irregolare, prima che Forchignone scaricasse il tiro e quindi nessun sussulto per i 1000 spettatori o poco meno giunti da Catania e neanche ovviamente per i padroni di casa di Cittanova. È una partita che si snoda a ritmi particolarmente lenti. Catania che non ha impresso finora una grande velocità all'intera manovra. Rapisarda con Rizzo, poi Sarno, ancora Rizzo, Sarno indietreggiato, sbaglia sullo stretto, attenzione, può partire però il Cittanova, si smarca in posizione più centrale Crucitti, lo scarico sul versante di destra, poi Crucitti si defila e poi arriva Lemme, il pallone tra le braccia di Beters protetto dall'intervento di Rizzo, ancora Rapisarda, giocano con una grande mobilità mentre l'uscita di testa del vice capitano Bruno, portiere del Cittanova, evita guai peggiori, stavano accorrendo Sarno da una parte e Forchignone dall'altra, uscita tempestiva da parte del portiere. Lodi centrale ancora una volta sul compagno marcato, opzione che poi permette comunque a Vitale di subire un fallo. Adesso Lodi stavolta sbaglia, oggi il goniometro nel piede di Francesco ancora non è stato testato. Intervento, tentativo di recupero, sovrapposizione da parte di Sommer, è andato alla Pisarda dietro, si è ripreso comunque nel frattempo Carubini che mette il pallone adesso nuovamente in gioco con le mani. Lodi, Rizzo, alleggerimento sull'altro fronte per la possibilità di Castellini di manovrare, lo scarico su Lodi,
centrale per Forchignone, inserimento da parte di Vitale, troppa calma quella del Catania, calma apparente, ma vedremo. Lorenzini, poi ci prova ancora Vitale, marcatura stretta su di lui da parte di Aprile, il duello tra i due giocatori lo vince comunque numero 4 della formazione di casa, ultimo tocco del 24 del Catania, rimessa con le mani, quando trascorso i 20 minuti dall'inizio di questa partita, risultato di 0-0, pochi interventi da parte di Bruno, tutti quanti comunque non particolarmente su azioni particolarmente significative del Catania. Rapisarda, poi lo scarico su Somma, Lorenzini, lo spetta praticamente all'interno del proprio metà campo, sbaglia anche Lorenzini, vede il pallone, il portiere lontano dai pali, ci ha provato ovviamente Crucitti, l'applauso per lui, 4 passi indietro per oggi il munito di cappello Betters. Si riparte, azione quasi ripetuta da parte del Catania, quando le squadre avversarie lo aspettano deve cercare di cucire la manovra, ma per far questo bisogna evitare i troppi errori che finora il Catania ha fatto in fase di impostazione. Rapisarda lo sbaglia anche lui sull'attacco di Lodi, attenzione perché poi prova il tocco dalla distanza Giannaula, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, va a parlare Lodi con il direttore di gara, non è assolutamente d'accordo, arriva anche Rizzo, c'è un dialogo molto aperto tra i due, arriva anche Crucitti, andremo a cercare di capire quello che è accaduto, ma l'arbitro ha lasciato proseguire, poi è fischiato il calcio di punizione a favore del Cittanova, siamo distanti 18-20 metri dalla linea che demarca l'area di rigore, il pallone sui piedi sia di Aprile, sarà probabilmente lui l'incaricato a battere il calcio di punizione, o lo proverà col destro, probabilmente invece sarà un sinistro. 10-12 metri, questo è lo spazio che separa il punto di battuta dall'area di rigore, e c'è Aprile con ogni probabilità, chiedono lo schema, no, anzi no, la rincorsa da battuta col sinistro da parte di Crucitti, pallone che rimbalza però sulla barriera dei giocatori del Catania. Carubini, lungo il lancio nella terra di nessuno, allarga le braccia il giocatore ex Vigor Lamezia, che vede il pallone oltrepassare indenne tutto il percorso che lo porta fino a bordo campo. Ancora una volta Carubini di testa, calcio di punizione, cartellino giallo, Rapisarda se lo prende. Abbiamo parlato prima di Mattia Nigro, estrae il cartellino, e qui è un Catania che probabilmente soffre anche l'impossibilità di riuscire ad orchestrare trame significative. Poi prima il vis-à-vis con il direttore di gara, Rapisarda il fallo, cartellino giallo a parere di Mattia Nigro di Prato, che sta proprio annotando l'intervento del falloso del giocatore del Catania, Marco Caldi. Un po' perplesso Rapisarda, insomma, Sì. in occasione dell'ammonizione, giusto il fallo, ma insomma il suo viso diceva mentre i tifosi del Catania incominciano a cantare, il suo viso diceva che non era proprio convinto di questa ammonizione. Crucitti che si è alzato, e Crucitti che poco fa l'abbiamo visto anche sorridere quando ha provato quel tiro da 50 metri per sorprendere Betters, insomma un sorriso come per dire ci ho tentato. Poco fa anche Ferraro nel calcio d'angolo, quando il Catania ha conquistato il calcio d'angolo, è stato lui quasi a teleguidare Sarno dicendo prova ad andare sull'esterno che vedrai che la recuperi. È andata proprio così. A te. Adesso è un buon momento per il Cittanova, Lodi stavolta all'appoggio
sull'intervento poi di Rizzo è positivo. Sarno lascia scorrere Jefferson, aspetta che il pallone si perda oltre la linea dell'out, è rimessa con le mani a favore del Catania. Rapisarda, primo ammonito di questa partita al minuto 22esimo nel corso di questo primo tempo. Rizzo, Lorenzini, si fa vedere Lodi, è tutta avanti il Catania, rimangono soltanto Somma e Lorenzini all'interno della metacampo rossa-azzurra. E adesso Forchignone, deve girarsi Forchignone, su di lui la marcatura da parte di Aprile, lo scarico per Castellini, il traversone direttamente tra le braccia di Bruno. Troppo scolastico finora il gioco del Catania sotto gli occhi del presidente Rospellegra, e adesso attenzione perché Somma sta per farsi scappare Giannaula, poi recupera comunque la posizione, pallone fuori, rimessa con le mani, si incarica Giovanni Ferraro di accelerare le operazioni di ripresa, e adesso Gaudio esterno, questa posizione dove lì in mezzo adesso c'è proprio Somma che deve cercare di intervenire da una parte all'altra. Gulino, scarico su Condonitti e poi palla che viene deviata fuori. Applausi per i giocatori del Cittadella, tutt'altro che una formazione spenta. E ancora Curicitti, sarà praticamente lui a battere il calcio d'angolo. Bandierina di destra rispetto al fronte offensivo della formazione di casa sul primo palo. Arriva Jefferson, poi sbaglia il controllo Gulino, ma Catania che non riesce ad impostare con autorevolezza. Ruano, lo scarico, limite dell'area di rigore e deviazione che c'è sull'intervento da parte di Aprile, e stanno montando gli entusiasmi i giocatori della Cittadella, accompagnati ovviamente dal pubblico di casa, di fronte allo sventolio delle bandiere della Catania in una partita finora giocata per 27 minuti. Il risultato rimane comunque fermo su quello di 0-0, e ancora calcio d'angolo per il Cittadella. Si fa vedere Forchignone, operazione di disturbo, potrebbero chiamare lo schema, chiamano invece sempre il pallone all'interno dell'area di rigore, stavolta allontanato definitivamente Carubini. Controlli Carubini, salta Sarmo, poi ci riprova nuovamente, e la Pisarda dice a tutti i compagni di squadra di stare calmi, perché è di tutta evidenza che c'è un reparto di centrocampo che finora non ha favorito gli inserimenti di Sarno da una parte, di Forchignone dall'altra, di Jefferson, e che praticamente è andato a rimbalzare sulla linea compatta dei centrocampisti, e anche comunque pronti alla ripartenza insieme agli attaccanti della Cittadella. Lorenzini, Lodi, Rapisarda sulla tre quarti di destra. Rapisarda ancora una volta, Lodi potrebbe caricare il destro, poi lo scambio con Rapisarda, l'apertura per Sarno di sinistro, non vede il movimento di Vitale che stava attaccando il primo palo, costretto a sterzare Vitale tra due avversari, Castellini, e poi una serie di rimbalzi non permettono alla Catania di trovare lo spunto vincente. Applausi nel frattempo per Figini, si libera della morsa dell'avversario, poi Castellini commette fallo, l'arbitro comanda il calcio di punizione a favore della Cittadella, che ha giocato una partita finora molto giudiziosa, ha fatto rimbalzare quasi costantemente il Catania nella linea di mezzo, dove non ci sono state linee di passaggio, elastici sulle corsie che non hanno funzionato granché. Poi attenzione, c'è Somma, commette fallo, difensore del Catania sull'intervento di Gaudio, l'arbitro interviene, Lodi ha sempre qualcosa da dire all'indirizzo di Mattia Nigro, e Somma si prende il cartellino giallo. Incredibile la decisione però di Nigro, qui proprio il giallo non c'entra assolutamente. Potremmo
discutere sicuramente su quello di Rapisarda, ma quello di Somma è perfettamente in linea nei confronti di un arbitro che, ricordiamo, in Fasano Bitonto ha estratto 9 gialli, cartellino rosso, 25 ammonizioni finora nelle 5 partite che ancora siamo a quasi 2/3 di primo tempo, e 2 espulsioni per doppia ammonizione. È lo score di tutto rispetto di Mattia Nigro di Prato. C'è il calcio di punizione, posizione ancora una volta centrale, identica, siamo spostati indietro 3 metri, stavolta chiamano lo schema nel tentativo di innescare tramite aprire i corridori delle corsie esterne, e qui il solito movimento da parte di Crucitti, al centro della rigore Lorenzini allontana, ma è un Catania sicuramente a colori, a tinte sbiadite delle rosso-azzurre. Ne esce bene invece il Cittanova, rimessa con le mani per Gaudio, Lodi, Sarno, c'è fallo su di lui stavolta, l'arbitro ferma il gioco in seconda battuta, poi allontana il pallone Aprile, lo allontana, Aprile dice di non aver commesso nulla, l'arbitro invece dice basta, prossimo fallo, sarà anche per te cartellino giallo. Castellini, Lorenzini, Somma, questo ormai è il binario orizzontale sul quale si snoda la manovra iniziale della Catania, e qui, come abbiamo detto prima in apertura dei nostri collegamenti, c'è la linea dell'autobus messa tutta nella metà campo della Cittanova, ma è una linea d'autobus poi con la metropolitana super veloce che prova invece a sganciarsi là davanti. Sarno prova l'incursione da destra al centro, poi attenzione perché l'intervento di Somma, l'arbitro parla col giocatore e gli dice occhio, attenzione perché rischiamo di finirla in 10 questa partita, mentre ancora interrotto il gioco. Forse mi sembra Marco che sia l'arbitro maggiormente puntiglioso, mettiamolo così, che finora abbiamo visto in queste prime 10 partite. È quello senz'altro che parla di più, Angelo, cioè io praticamente in 30 minuti di partita ha parlato 25 minuti, quasi esatto, più di me, sì. quasi più di te. Prima Somma l'hai detto bene, abbiamo detto di Rapisarda che sembrava perplesso, Somma si è lamentato invece parecchio per l'ammonizione ricevuta, però quest'arbitro è sempre, sì è vero, vicino all'azione, sì altrettanto vero va sempre spesso a redarguire qualcuno, insomma, per rimettere tutto in ordine secondo lui. Sì. Sul rimpallo Sarno, Rapisarda costretto ad indietreggiare perché mordono sui talloni degli avversari, giocatori della Cittanova lo fanno con Crucitti, e quindi il Catania deve sempre partire cercando quella che può essere la soluzione migliore, perché è vero che il Cittanova si difende con una linea a quel punto che diventa 5 difensiva, con un centrocampo compatto ma che lascia davanti sempre giocatori in grado di saltare l'uomo, di cercare la profondità, e quindi il Catania deve misurare comunque i colpi e anche gli interventi. Con le mani poi Forchignone marcato, ultimo tocco però, giocatore rosso-azzurro, Castellini, rimessa con le mani, probabilmente è un primo tempo che in questi 33 minuti e 43 secondi ha mostrato un passo indietro rispetto a quelle che sono state le ultime prestazioni della Catania. Lodi nel buio regala il pallone invece a Gaudio, di testa Carubini con i piedi per Bruno, nessuno va a pressare, ci pensa ovviamente Jefferson. Somma di testa, Vitale sovrastato lì in mezzo al campo da parte di Aprile, Lodi, lo stop di petto, l'1-2, poi Sarno
Jefferson, l'anticipo su di lui, marcano stretto giocatori della Cittanova d'esperienza. Lorenzini, Rizzo, sciabolata, anticipo, se l'aspetta tra i piedi Sarno, lo anticipa invece un ottimo Carubini e poi insomma è costretto a ricorrere agli straordinari per andare a chiudere una diagonale e questi si sganciano con una velocità significativa. Ha dismesso il cappellino perché non c'è più luce solare che abbaglia sulla posizione di Beters, finora sostanzialmente disinteressato da parate importanti, però linea difensiva e centrocampo sotto pressione per il Catania. Rizzo batte il calcio di punizione, lo stop di Vitale, siamo sempre dentro la nostra metà campo. Jefferson di testa, ma il pallone che arriva facilissimo per Bruno. Dico di mantenere la calma, di continuare a giocare così questa partita. Giocatori del Cittanova Calcio. Lodi avanza palla al piede, Jefferson, poi l'1-2 fa sportellate Fortignone, esplosività della numero 11 della Catania. Si rialza però nel frattempo Jefferson, sorriso che probabilmente disegna anche un filo d'amarezza e poi l'uscita, mamma mia, coi piedi da parte di Beters e poi l'errore incredibile con il Cittanova che con Rugnetta avrebbe avuto la possibilità sull'uscita avventata da parte di Beters di andarsi a cercare. Guardate, Beters, Rugnetta, il controllo, porta praticamente sguarnita con il piattone di sinistro, diventa particolarmente pericoloso e forse questa al 36esimo è la prima azione degna di nota di questa partita. Non possiamo dare ritmo ad una partita che ritmo francamente non ne ha e ne ha poco. Lodi sbaglia, a volte si tira, si lancia ad occhi chiusi e quindi può ripartire la Cittanova al limite dell'area di rigore. Fortunatamente la sbaglia pure Giannaula, tirando direttamente nella terra di nessuno. Poi c'è un fuorigioco, ma che pericolo che a volte si prende il Catania. Numero 9 ex Giarre, Licata, ex Aci Sant'Antonio. Tentativo di avvitamento con pallone perso praticamente nella terra di nessuno. Nonostante la fasciatura Carubini non ne sbaglia una. Rizzo, lo scarico su Lodi, stavolta alza lo sguardo, fa la cosa più facile e mette il pallone sulla fronte di sinistra. Poi due rimpalli, ancora con un pizzico di ritardo. Rizzo, l'arbitro ferma il gioco, ci sono due infortunati, in mezzo alla rigore si è infortunato Jefferson, Vitale, ancora una volta Vitale. Vitale e Carubini. Eccolo qui, Vitale che forse non ha problema, vedremo quello che è accaduto. Dal nostro replay l'arbitro non se ne è avveduto, Vitale rimane infortunato, Carubini spero non abbia preso un'altra botta proprio sul punto della ferita. Tutto è avvenuto pallone distante, lo rivediamo, questo è lo spiovente all'interno del rigore, qui è la botta tra Vitale e Carubini. Ancora doloranti i due, borsa di ghiaccio per Carubini che nel frattempo però si è rialzato, passeggiata di riflessione per il tecnico della Catania Giovanni Ferraro. Rialzato il primo, rialzato anche il secondo, non ci sono particolari segni post traumatici per i due giocatori che si sono rialzati, sia Carubini sia anche Vitale, entrambi comunque accompagnati fuori dai rispettivi staff tecnici. La palla ce l'aveva il Catania che poi l'ha messa fuori e adesso il Catania comunque Lodi dovrà
probabilmente restituirla per il possesso palla avversario. Nel frattempo Vitale è pronto nuovamente a rientrare. Lodi si riparte quindi dalla manovra in mezzo al campo con 11 giocatori dietro la linea della palla. Sono quelli del Cittanova che, quando il Catania è imposta da questa posizione, mentre Vitale ancora non viene autorizzato ad entrare in campo, lo fa proprio in questo istante il direttore di gara, quando Ruano mette il pallone fuori, rimessa con le mani prima, e adesso calcio d'angolo che batte il Catania, lo batte con Rizzo, bandierina di destra, all'interno della rigore c'è Vitale, c'è Jefferson, c'è anche Lorenzini che sfiora la palla col suo codino, ma il pallone che lo supera abbondantemente. Forchignone da qualche settimana mi sembra francamente che abbia ridotto le incursioni, mentre sullo spiovente non ci arriva Sarno, c'è forse una deviazione, c'è calcio d'angolo. Nel frattempo Marco Carli. Prima proprio Zeoli ha parlato con Forchignone nel momento dell'infortunio fra Vitale e Carobini, ha parlato con Forchignone dandogli le indicazioni per entrare maggiormente nel vivo del gioco, i movimenti che deve provare a fare il bravo esterno d'attacco del Catania, giovanissimo. Sarno si allontana, lo batte Lodi, il calcio d'angolo sulla primo palo, la respinta corta, poi incredibile perché Lorenzini non riesce a dare la steccata definitiva al pallone che viene parato da Bruno, non si aspettava quella ribattuta corta e quindi sul destro di Lorenzini si spegne un tiro comunque non particolarmente violento, fallo di mani. Nel frattempo che viene fischiato, minuto 41esimo, quando il Catania sugli sviluppi del calcio d'angolo è andato vicino al gol. Vedete come Lodi faccia spiovere il pallone, lo allontana direttamente Bruno, poi quasi incespica con la punta del piede Lorenzini, diventa un passaggio facile per l'estremo difensore cresciuto nei giovanili del Palermo, poi dirottato a Trapani, da qualche stagione qui a Cittanova. Finora per lui soltanto interventi di ordinaria manutenzione alla porta. Calcio di punizione, come al solito ci stanno quei due, c'è Aprile da una parte, Crucitti pronto alla battuta con la sinistro, e difatti così succede, alla scavalcare la linea dei giocatori posti a difesa alla barriera, ma non si sono intesi. Crucitti ritorna nuovamente nella posizione di centrocampista d'attacco, specie di mezzala di sinistra, con comunque capacità di andare ad affondare, autore quasi unico di tutti i calci di punizione finora battuti dalla Cittanova. Lorenzini riparte così con una sorta di nenia all'uncinetto il Catania. Rapisarda troppo lungo, pallone lo recupera Sarno, che però è costretto a non puntare la porta ma ripartire da dietro. Lodi, insomma, Lorenzini avanza palla al piede, Lorenzini, poi lo scarico all'indietro per Somma con la punta del piede, arriva Beters, autore prima di uscita coi piedi così da restare per un attimo basiti. Sarno, Somma e ancora Lorenzini, non affondano i due del fronte offensivo, né Rugnetta né Giannaula, mentre Sarno prova a rimpolpare la corsia di destra con Rapisarda che mette un pallone raso terra e poi incredibile, Rizzo lo manda direttamente nella canneto di fronte alla porta di Bruno. Guardate, era stata la cerniera di destra che aveva funzionato, poi lo calcia praticamente in maniera scomposta. Oltre la porta c'è un muretto, oltre il muretto c'è un canneto e il pallone si perde lì. Si rialza invece Rizzo,
autore del tiro, mentre Marco Carri mira. Adesso che recupero ci sarà? Penso che ce ne sia tanto. 3 minuti. 3 minuti, sì, forse per i 2 interventi che hanno bloccato la partita, per l'ingresso in campo dei medici e dei massaggiatori, soprattutto quelli su Carubini e poi insieme a quello Carubini Vitale. 3 minuti che dimostrano come il risultato di 0-0 non faccia una grinza tra Cittanova e Catania. La maglietta anni 70 vintage, mentre Lodi scarica per Sarno. Rizzo, Sarno di testa per Rizzo, non si intendono i due. Arriva poi Rapisarda, ma possono ripartire sulla versante di sinistra le frecce della Cittanova con Gaudio. Aveva rincorso poi Rugnetta sull'altro fronte e come al solito Crucitti prova a fare il metronomo del fronte più avanzato. A un passo dietro le punte si scompone la linea di mezzo della Catania, ne approfitta Gaudio che però poi non rincorre il pallone perché il campo è finito, campo in sintetico con sacche francamente che dimostrano una certa usura del terreno di gioco, ma non pregiudica questo né il rimbalzo né probabilmente è colpa della poca velocità di esecuzione della manovra da parte del Catania. Non è stato sbagnato prima della partita, ma significa davvero pochissimo. Forchignone finora inesistente in questo match, con la possibilità poi per Vitale di mezzo al campo commette fallo, ma adesso si prendono secondi preziosi i giocatori della Cittanova. Nel frattempo, grazie alla nostra regia, come al solito i nostri tecnici sono quelli che non vedete, che vi permettono in qualunque parte della Sicilia voi siate o comunque dell'Italia o del mondo, grazie al nostro streaming, di vedere questa partita entrando davvero all'interno del rettangolo di gioco. Staff di 10 persone e più che sono dietro le quinte per una produzione che porta la firma di Telecolor. Un minuto rimane da qui alla fine anche del recupero di 3 minuti decretato dal direttore di gara Mattia Nigro di Prato. Una partita davvero da campionato dilettantistico. È strano che però il Catania si sia fatto imbucare con ritmi così lenti e soprattutto con un sistema di gioco della Cittanova che probabilmente c'era anche da aspettarselo. Cambio di tecnico, ma mentalità che aspetta e che riparte. E attenzione perché Cittanova al limite dell'area di rigore prova anche l'incursione offensiva. Sono stati sostanzialmente quasi ai punti più pericolosi i giocatori del Cittanova rispetto a quelli del Catania, fatta eccezione per la respinta corta di Bruno e pallone che poi è arrivato a Lorenzini a ridosso della linea di demarca l'area di porta. Ma il resto è una partita che non dimostra un divario tecnico che ci sono tra le due formazioni. Adesso l'arbitro finisca 2 volte e nonostante i cori dei tifosi della Catania non si può non evidenziare una certa delusione tra i volti dello staff tecnico e della formazione rossazzurra. Soltanto 0-0 per questi primi 45 minuti. Probabilmente ancora la soluzione a 2 punte pesanti non è quella che è stata prediletta finora dal tecnico rossazzurro, che ha voluto reimpostare la squadra con 10 undicesimi di quella che ha finora percorso con altrettante vittorie le 9 giornate di partita precedenti. Nel frattempo il secondo tempo è cominciato da 20 secondi con Rapisarda e forse questo è stato probabilmente un sistema che, se per un verso ha dato continuità alla squadra, per l'altro forse un po' ha sfiaccato i nervi, mentre attenzione ci ha provato con un tiro con Domitti, pallone che si è perso comunque facile tra le braccia di Peters
Sull'altro fronte si è fatto proprio subito vedere De Luca, nuovo entrato sulla corsia di sinistra, quella cerniera dove adesso si è andato a collocare Rapisarda con Sarno che invece è andato a spostarsi sull'altro fronte. Vitale, controllo di Vitale, De Luca d'esterno sul numero 24, arriva Lodi, poi non gestisce bene il pallone Jefferson, l'appoggio con l'esterno, Sarno sul fronte di destra ci prova il Catania a sfondare ma non riesce neppure Boccia a trovare il pertugio, poi invece rasoterra, ultimo tocco è del giocatore del Catania, secondo l'indirizzo del secondo assistente del signor Mattia Nigro, il signor Pacifici di Arezzo. Proteste di Jefferson, ma tanto vale. Ultimo controllo e poi anche Bruno, vice capitano, nonché portiere del Cittanova, dice che è giusto così e non poteva essere diversamente. Allunga, poi posizione di fuorigioco di rientro sul lungo rinvio. Adesso Lodi all'interno del cerchio di centrocampo, batte il calcio di punizione, lo fa a beneficio di Rizzo, poi Boccia, si perde praticamente il pallone, rimbalzo che ancora non ha trovato il tempo giusto. Siamo su un sintetico sicuramente particolarmente usurato, quello dello stadio Monreale Proto, molto meglio però di tanti altri campi che andremo a visitare nel corso di questa stagione. Bene per il Cittanova che adesso si snoda sulla corsia di sinistra, davvero un'ottima guardia Castellini, però rispedisce del mucchio e vedete come raddoppiano facilmente. De Luca che è stato bravissimo, l'apertura su Sarno, cambio di passo per Sarno, il solito gioco di gambe, lo scarico e l'apertura per Rapisarda. Da un fronte all'altro Rapisarda, pallone intercettato, si alza a campanile all'interno della rigore, gioco che viene lasciato proseguire. Non so perché Vitale si fosse fermato. Rapisarda dice al compagno di squadra sicuramente più giovane di mantenere la calma, di stare tranquillo. L'arbitro ferma il gioco per consentire intervento su Ruano, fallo in attacco per il Catania. Guardate, qui il pallone quando si alza, piccola spinta di Ruano, l'arbitro evidentemente la vede e per questo Rapisarda dice a Vitale di stare tranquillo. Rapisarda, il controllo, l'ultimo tocco è stato di Gulino, Lodi sullo stretto, raddoppiano con una velocità assoluta. Giocatori della Cittanova non danno mai la possibilità al Catania di sviluppare con i tempi un po' pachidermici del centrocampo la manovra offensiva, perché corrono su tutti i palloni. Lodi glielo nasconde, stavolta a Rugnetta, apre sulla fronte di destra per Sarno, Sarno punta l'avversario, solita sterzata di Sarno, poi ancora di su a destra con la girata di testa da parte di Jefferson, pallone che si è perso davvero di pochissimo, alto sulla traversa. Guardate come Rizzo metta un pallone al centro dell'area di rigore e si sia sollevato più in alto di tutti Jefferson, e questa sicuramente è la prima azione da gol della Catania di questa partita, che giunge al quarto minuto nel corso della ripresa con Jefferson di testa con il lungo traversone spiovento quasi millimetrico da parte di Rizzo. Boccia, l'1-2, riparte il difensore della Catania, prova a cercarsi un varco offensivo, l'arbitro non ravvisa il fallo sul numero 2 della formazione rossazzurra, pertanto si riprenderà a giocare con palla messa fuori e forse probabilmente qui il fallo su Boccia c'era tutto quanto. L'arbitro però lascia correre, riparte a questo punto il Cittanova
buon fraseggio della formazione giallorossa. Francesco Lodi, De Luca all'interno del rigore, salto nuovo, poi il secondo, triplicano la marcatura su di lui, aprire la partita attentissima. Sull'altro fronte l'intervento in chiusura da parte di Lorenzini sulla posizione di esterno offensivo di Giannaula, diagonale riuscita da parte del più attento dei difensori della formazione etnea. E adesso giro palla con 15 metri guadagnati dalla difesa della Cittanova, che piuttosto che partire ai ranghi ridotti ha optato per una ripresa aggredendo l'avversario, chiudendogli gli spazi, andando sempre in raddoppio di marcatura, tant'è che Rapisarda non sa chi darla, preferisce girarla a Beters di piede. Beters poi per Castellini, Beters, Lorenzini, e bisogna probabilmente accorciare le distanze tra i reparti. Marco Cardi, tu che vedi dalla panchina, forse ci sono ancora movimenti e penso che sia il momento per Giovinco, c'è ed era ora. Giovinco e Sì. c'è anche Sarao pronto. Intanto Sì, prima Jefferson, poi De Luca, ma il pallone giunge facile tra le braccia di Bruno, finora nessuna difficoltà per i 188 centimetri anche di buon riflesso dell'estremo difensore della Cittanova. Marco. Escono Lodi e Jefferson e entrano Giovinco e Sarao. E sono le sostituzioni che portano a questo punto la squadra a giocare. Esce Jefferson ed entra Sarao. Questa praticamente è la prima delle due sostituzioni, poi entrerà Giovinco e uscirà chi, Marco? Lodi. Ed esce Lodi. Significa che ci andiamo a collocare con i due mediani lì in mezzo al campo e mettiamo probabilmente maggiore energia sulle corsie con Giovinco, che può ricoprire più ruoli. Ovviamente un centrale offensivo, un centravanti puro ce l'abbiamo, perché è Sarao. Andremo a capire dove si andrà a collocare Giovinco, che a questo punto la posizione di De Luca quale potrebbe essere. È ovvio che rimarranno lì in mezzo al campo Vitale e Rizzo, e quindi Rapisarda somma che non c'è più. Angelo. Ovviamente c'è Boccia, Lorenzini e Castellini. Dimmi Marco. Angelo, si è fatto male Vitale, che è soccorso proprio dai sanitari del Catania, proprio vicino qui alla panchina. Infatti hanno bloccato il cambio, probabilmente sì, una botta, perché mettono il ghiaccio sulla testa. E qui c'è la questione degli under, ovviamente, ricordiamolo, perché e dunque i cambi per ora sono bloccati, sono congelati. Sì, perché ovviamente Vitale è in classe 2004 e se dovesse uscire dovrebbe entrare un altro 2004, potrebbe essere Lubistani a quel punto a poter entrare, ma comunque si è rialzato Vitale. Una botta, ma francamente ecco, stiamo vedendo il controllo medico dello staff, ma vedo sorrisi e quindi non dovrebbero esserci complicazioni per il bravo giocatore giovanissimo della formazione rossazzurra. Ritardata quindi il momento del cambio, è ritornato nuovamente in campo Vitale, tornato dalla magnetta, questa volta luminosa, della panchina del Catania ad indicare il cambio. Possibilità per Lorenzini, poi Lodi, lo scambio sullo stretto, De Luca di petto, Lodi ancora una volta, provano con Vitale, l'arbitro ferma il gioco, fallo su Lodi e ci sono le sostituzioni. Così come abbiamo detto, esce Jefferson ed entra in campo Sarao, una punta per una punta. Non è stata la partita di Jefferson, ma non gli sono pervenuti grandi palloni, se non una giocata al quarto minuto della ripresa con il pallone indirizzato sotto la traversa, si perde di poco fuori. E poi l'uscita di Lodi in gran velocità ed entra Giovinco, cambi che sono stati autorizzati. È pronto ad entrare Jefferson, uscire Jefferson ed entrare Sarao. Entra Giovinco, è uscito già da un bel po' Lodi.
tutti a riprendere posizione in panchina e adesso cercare di capire quali saranno le disposizioni tattiche da parte del tecnico della Catania Giovanni Ferraro, che dice lì in mezzo mettetevi a due. Ho capito bene, l'avevamo già intuito anche noi, l'avevamo anche spiegato, ma intanto prima di passare la linea a Marco Cardi vediamo questo calcio di punizione sul punto di battuta. Sarno si defila, rimane Giovinco, per lui tanta voglia esplosiva di mettersi in gioco. Giovinco, pallone che spiove di testa, arriva Vitale, alto sulla traversa, disposizione alla panchina. Marco. Intanto ti dico che c'è Fanello che si sgola perché chiaramente sta tentando di capire un po' come il Catania si disporrà in campo. È un 4-2-3-1, esatto, mi sembra di capire sì. In questo momento, con Rizzo e Vitale che vanno a comporre la linea dei due mediani, e poi Giovinco, De Luca e Sarno con Sarao davanti a tutti. E questa è la linea, diciamo, iperoffensiva del Catania. È una soluzione che il tecnico rossazzurro ha già adottato in tante circostanze e francamente è una soluzione che in passato ha dato buoni risultati. L'idea dei due mediani non ci dispiace, così come la possibilità di mettere in campo anche un fronte offensivo dove col centravanti, mentre mamma mia liscia incredibilmente il pallone Figini, non ne approfitta però nessuno al Catania. Nel frattempo Rapisarda, su di lui come al solito la marcatura strettissima, costretto sempre a scaricare per linee orizzontali, quasi mai cercare la verticalizzazione. Vitale, che partita la sua, suo ragazzo, nonostante le botte che ha preso oggi continua a dimostrare grande lucidità e grande reattività. Taglio e cambio gioco, ancora Vitale, a lui a questo punto insieme a Rizzo entrambi le chiavi del centrocampo del Catania, e per un classe 2004 se la cava più che bene. Ancora Rizzo, dopo lo scambio corto per Lorenzini, cerca il tiro in profondità, aspetta che finisca fuori direttamente il pallone il vice capitano Bruno. Per lui nessun intervento significativo dall'inizio di questa partita, due errori, uno sicuramente più evidente della Catania nei primi 45 minuti, poi la girata di testa prima che venisse chiamato fuori di Jefferson, pallone alto sulla traversa. Attenzione perché Rizzo perde un pallone, qua sono pronti in raddoppio di marcatura con Crucitti, lo scarico su Rugnetta all'interno dell'area di rigore, sta per vincere un rimpallo. Poi sul secondo contrasto arriva ancora una volta Vitale, si ci avvicina a Lorenzini, non può fare più niente, palla che rimbalza facile per Betters. Questi con 3 passaggi ancora hanno energia per puntare l'avversario. Lorenzini, Rapisarda chiamato a partire da dietro, il pistoncino catanese. Sarao di prima intenzione, Giovinco in sovrapposizione. Dall'altro fronte invece l'onnipresente Crucitti, il rognosissimo Rugnetta, poi Rizzo, Vitale. Rizzo è in una giornata in chiaroscuro per molti centrocampisti del Catania, forse bella prova di Vitale va ovviamente sottolineata. La Pisarda Vitale, poi cartellino giallo stavolta per fallo a palla lontana da parte di Gulino, chiede spiegazioni Gulino, va praticamente la Pisarda, ma adesso non è tanto l'ammonizione di Gulino quanto invece lo schema da adottare su questo calcio di punizione. I calci piazzati possono essere, e lo sono stati in questo cammino della Catania durato 9 vittorie fino ad oggi, uno dei momenti salienti delle operazioni offensive, soprattutto quando le squadre sono blindate ma anche aggressive come il Cittanova oggi. Bisogna trovare ogni spunto per cercare di far pesare sul piatto della bilancia il diverso coefficiente tecnico che nei primi 45 minuti è stato annullato dalla prestazione col freno a mano del Catania, ma anche quella buona da parte del Cittanova. Giovinco, pallone che spiove di pugno, arriva Bruno,
lo allontana, così come dice il manuale del bravo portiere, lontano dall'area di rigore, soprattutto in diagonale, anche se va fuori difatti, e c'è il calcio d'angolo che sta per battere la formazione rossa-azzurra, corto, stretto sul primo palo, direttamente sul petto di Carubini, ancora angolo per il Catania, e adesso si defila anche da una posizione più arretrata Boccia, ma non è uno schema quello che sta per chiamare il Catania. Ancora l'uscita di Bruno, finora molto attento, rimane infortunato però Bruno, l'arbitro ferma il gioco. Bruno sembra essersi seriamente infortunato, una botta, ma non sembra nulla di particolarmente serio, ma magari doloroso sì, inizialmente, ma Bruno è vigile, quindi non ci sono particolari allarmi. Pallone che era spiovuto all'interno del rigore, lo stiamo rivedendo, rimane contuso su di lui l'attenzione di Aprile, giocatore sul quale convergono tantissime azioni della formazione di casa. E poi, così come ci dice anche Gianluca Russo, nostro tattico, giocatore come Cruciti che è uno sul quale praticamente si cercano gli sviluppi offensivi dell'azione, ma Marco Carli da bordo campo ci può aggiornare su quello che sta succedendo? Allora, intanto sì, stanno chiaramente medicando il portiere del Cittanova. Ti dico che poco fa l'assistente ha parlato anche con Zeoli, gli ha detto ci deve stare solo una persona in piedi durante il gioco, e la persona chiaramente l'allenatore che cioè Ferraro e non anche Zeoli. Allora Zeoli è un po' scherzato, dice mi posso mettere in piedi almeno sotto la panchina, e l'assistente gli ha detto no, lei è molto corretto, è vero, però in teoria dice io faccio il mio, deve stare seduto. Intanto si è rialzato anche il portiere del Cittanova. Bene, ma evidentemente in questa partita la cura del nuovo tecnico arrivato in panchina la settimana dietro, esordito con una sconfitta, ma quella di Fanello ha cambiato un po' le dinamiche di questa partita, perché dalle osservazioni precedenti, quelle che ovviamente ci provengono dal nostro tattico Gianluca Russo, la fase in non possesso è una fase particolarmente statica, quella del Cittanova, e queste erano le annotazioni, mentre la rovesciata al volo da parte di De Luca, ma soltanto un gesto atletico, rimane lì perché il pallone è troppo distante dal disegno rettangolare dei tre lenghi, la porta difesa da Bruno. Guardate lo spiovente, la rovesciata da parte di De Luca, ma nulla di che, perché arriviamo particolarmente scomposti in area di rigore. Attenzione perché Peters con i piedi, lungo per la Pisarda. Si parlava prima dell'avvicendamento Galfano-Fanello di una pressione quasi sempre statica, mai dinamica, rivolta ad oscurare le linee di passaggio avversarie, ma qui oltre che questa annotazione che rimane tale anche nel passaggio tecnico Galfano-Fanello, mi pare di aver visto anche una Cittanova che ha provato comunque ad esprimere un fronte offensivo con quello che ha potuto, sicuramente con quelle che sono le qualità tecniche, ovviamente più sviluppato in termini di percentuale, dico, rispetto a quello del Catania visto nei primi 45 minuti. Sta entrando in campo Andrea Russotto e qui Marco Carli. Esatto, Angelo, sì. Sentendo Andrea Russotto entrerà al posto di Sarno, che in questo momento è in possesso di palla. E non è stata neppure la giornata favorevolissima di Sarno, probabilmente, lo diciamo col senno del poi, ma ne avevamo parlato qualche giorno addietro pubblicamente nel corso di Corner. Questa poteva essere una partita dove magari modificare non l'intero impianto, ma andarsi a cercare nuovi titolari in un contesto caratterizzato da una gara sì complicata e difficile, ma dove bisognava avere probabilmente motivazioni, anche velocità. Esce Sarno, partita in chiaroscuro la sua
qualche cosa buona, qualcosa al di sotto di quelle che sono le sue capacità e potenzialità. Entra Russotto ed esce Sarno, e quindi abbiamo rimodulato completamente le corsie esterne con De Luca, con l'inserimento di Russotto, con l'inserimento di Giovinco e quello di Sarao. Una serie di indicazioni che ci giungono, posizione a questo punto di De Luca che si è andato a spostare a destra con il primo fallo che subisce Andrea Russotto nel tentativo di ripartenza. L'arbitro ferma il gioco, prima però deve estrarre il cartellino giallo all'autore del fallo, nella circostanza Condomitti. Altro cartellino giallo estratto nel corso di questa partita da parte del direttore di gara. Si fanno sentire i 1000 tifosi giunti da Catania. Adesso c'è Rizzo e c'è un treno piuttosto che un autobus messo tutto davanti a presidio della metà campo della Cittanova. Linee di passaggio che sono totalmente azzerate, con Lorenzini, con la possibilità dello scarico e dello spiovente all'interno del rigore, con Sarao che non riesce ad agganciare, con Crucitti che è davvero di questa squadra il motore principale, è uno che ricopre almeno 2 posizioni tattiche, può essere collocato in una posizione più avanzata. Adesso viene utilizzato come suggeritore di spinta, è anche molto attento. E adesso i 3 là davanti, Cittanova che ha praticamente mantenuto l'impianto dei primi 45 minuti. Rugnetta si è fatto di trovare sulla corsia di destra, deve recuperare Rugnetta. Russotto troppo lungo, è proprio il numero 7 della formazione di casa. Su di lui raddoppio di marcatura, perde il pallone con il duello con Rapisarda punta l'uomo, si gira all'indietro per Giovinco, posizione centrale per lui, prova il piatto con il pallone che si perde comunque alto 1 metro sul 7 di sinistra della porta difesa da Bruno. Ci vuole altro però per impensierire la difesa del Cittanova. Si è infortunato nel frattempo Rugnetta, guardate, controlla Rapisarda che danza sul pallone, lo scarico per Giovinco che carica prima col sinistro, poi pianta il destro cercando l'incrocio dei pali, pallone che sorvola la porta difesa da Bruno. E qui ci sono anche giocatori che rimangono contusi. L'ottimo Carubini, partita stoica la sua, subito una botta nei primi 45 minuti, quasi a partita iniziata, ha giocato tutto un tempo, ma adesso è evidente che il giocatore non ce la fa più e quindi con ogni probabilità ci saranno accelerazioni per l'avvicendamento dell'atleta, che comunque non è un under, quindi potrebbe essere sicuramente sostituito. Per lui partita pazzesca, storica, ne ha prese da ogni, ha sempre resistito agli urti. Questo invece, rivediamo il destro di Giovinco, pallone che gira alto, pallone che viene colpito col corpo spostato all'indietro, peccato. Poteva probabilmente cercare un'altra soluzione il Catania, ma quando di fronte c'è un Cittanova che ha buona esecuzione, molta attenzione, non viene aggredito in velocità, la sensazione che rimbalziamo su questo muro di gomma, salvo che non si trovi l'episodio e soprattutto non si innalzi l'asticella tecnica e di velocità di questa partita. Boccia, Beters, Casellini, poi no. Rizzo, solito taglio, cercare la sponda sul Sarao, sono sempre però più veloci gli avversari. Ancora una volta Boccia, fronte di destro, gioca una buona partita Boccia da quando è entrato in campo, aggredisce gli spazi e gli avversari, guadagna una rimessa con le mani all'indietro per la possibilità del piattone di Rizzo, ma lo fa praticamente
a occhi bendati e quindi lo spedisce nel nulla. Si lamenta Castellini per un non fallo che avrebbe commesso, l'arbitro invece ha fischiato il calcio di punizione con calcio di punizione per il Cittanova, e questo ritmo blando sicuramente favorisce la formazione di Galfano, che adesso guarda il tempo e mette praticamente, gira la clessidra e aspetta che scorra. Sarebbe davvero un miracolo quasi incredibile, mentre attenzione, Russotto, un liscio incredibile, palla piazzata al centro dell'area di rigore per Sarao, ma dopo il liscio di Gulino che si è aggredito in velocità ha praticamente molto da farsi perdonare, mentre qualche scintilla proprio sotto la tribuna tra Rizzo e Condometti. Partita finora che non è stata nervosa, però più tempo scorre più il Catania vuole cambiare l'inerzia di questa gara, forse in ritardo. E adesso arrivano due sostituzioni tra le fila della Cittanova. Marco, ci sono pronti per entrare sia Svarups che Baggini, non ce la fa Carubini, per cui sicuramente sarà lui uno dei due sostituti. Attendiamo di capire invece l'altro sostituto per il Cittanova. Cerchiamo di capire poi Svarups, che è l'attaccante lettone, e quindi probabilmente andrà via Giannaula, potrebbe essere lui il prescelto, mentre c'è cartellino giallo anche per Giannaula che aveva attardato le operazioni di uscita, quindi confermato. Entra Svarups per Giannaula e poi dicevamo l'argentino Baggini, vedremo se prenderà il posto a questo punto di Carubini. Sì, mi confermi? Sì, esatto, per Carubini. Bocca al lupo al giovane giocatore della formazione di casa Carubini, italo-argentino, trascorsi nella Vigor Lamezia. Oggi è una partita di quelle giuste, toste, comunque da ricordare, non tanto per la botta ricevuta quanto per comunque una prestazione significativa. Di testa spazzano via quelli della Cittanova, che adesso si stanno facendo imbucare nella metà campo, mentre Lorenzini chiama a raccolta i tifosi del Catania, vorrebbe restituito il pallone ma non glielo tornano indietro. Adesso pallone che rimbalza, ce ne sono 3 in campo, pensate un po', e adesso si può giocare, bisogna scegliere con quale però dei 3 palloni batterà Rizzo, lo ha già nelle mani Castellini. Lorenzini, il taglio in profondità per la testa di Sarao, l'anticipo su di lui da parte di Ruano, pallone che viene poi allontanato, lo insegue Lorenzini, lo rincorre invece il nuovo entrato Svarups, è un attaccante che ha caratteristiche un po' diverse, fisicità, altezza, e ovviamente se lo va proprio a marcare il capitano della difesa del Catania, di Lorenzini. Fallo di Vitale proprio su Svarups, l'arbitro come al solito è pronto. Lorenzini parla con Vitale, dice c'ero io in questa circostanza. Vedete, Vitale va in raddoppio, strattona un po' l'avversario, fallo giusto e si batte il calcio di punizione per il Cittanova. C'è Crucitti come al solito sulla posizione, sicuramente lo batterà lui di destro, si defila Aprile, i due si parlano sempre ma finora li ha battuti quasi tutti il numero 10. La posizione mi sembra vado tu, vai io, vado io. Penso che Aprile molli per Crucitti, anche se Aprile sembra quello più motivato alla rincorsa, mentre Crucitti, sì, proprio lui che batte il calcio di punizione tra una selva di gambi. Può partire però Andrea Russotto in anticipo su di lui, stavolta attento Gulino,
spazzano lontano sull'aggressione del 7 rossazzurro. Lorenzini provano ad accelerare tutti adesso quelli del Catania. Dalla panchina c'è comunque una sostituzione, si parla. Esatto, Angelo, Sì, entra il numero 13 Lo Sasso al posto di Gulino per il Cittanova. Sì, mentre c'è un altro cartellino giallo, se lo va a prendere chi dalla panchina? Zeoli il cartellino giallo. Zeoli, che era stato responsabile di essere uscito all'area tecnica, aver Esatto. preso il pallone e averlo consegnato al proprio giocatore. L'arbitro ovviamente se l'è legata al dito. Dicevamo che adesso esce Gulino, autore di una prestazione con grandi sofferenze, 2 lisci importanti per lui, stavano per pregiudicare finora l'ottimo lavoro del Cittanova, e in fase difensiva non è riuscito ad approfittarne il Catania, corso ai ripari mettendo un terzino destro nella posizione di centrale difensivo. Lo Sasso comunque nasce come terzino destro, diventa invece centrale 3, tant'è vero che si sta scambiando le informazioni con Rugnetta, che è l'altro che copre proprio quell'elastico di linea di campo. E adesso Cittanova che rifiata, anzi alleggerisce la pressione vitale. Rizzo è troppo schiacciato il Catania, deve partire sempre da troppo basso, chilometri per Rizzo, lanci per Rapisarda, Russotto il controllo con l'esterno del piede, l'anticipo poi su di lui, ancora la difesa del pallone da parte di Russotto, Rapisarda, lo slalom tra 2 avversari, lo triplicano, mette il pallone al centro, la parata da parte di Bruno che non ha alcun patema a far suo il pallone. Peccato, perché poteva essere una partita dai connotati diversi, merito ovviamente anche del Cittanova, ma in questa fase probabilmente fino a questo momento, salvo colpo di genio che speriamo arrivi per il Catania e magari arriverà presto, formazione rossazzurra che ha dato un tempo sbagliato all'impostazione dei primi 45 minuti e si sta svegliando soltanto adesso, ma c'è ancora tanto tempo. C'è Rizzo, c'è Castellini, ancora Rizzo, l'1-2 per linee orizzontali, non si passa da quelle parti. Chiusi e anche bene, pronti però a ripartire i giocatori della Cittanova, costringono Rapisarda ad impostare per linee orizzontali, a non cercare di scavalcare l'uomo. Giovinco in posizione di play alto, mettiamola così, con Sfera che viene calciata, Castellini al centro del mucchio dell'area di rigore, poi allontanata, ancora Castellini, stavolta l'anticipo perentorio da parte di Ruano che non guarda in faccia nessuno, spedisce a campanile lontano, poi porta il Catania a commettere fallo laterale e quindi scorrono secondi preziosi. Nel frattempo arrivano pure i primi campi della partita e l'ottimo Crucitti, finora giocatore che merita la palma del migliore in campo per quanto riguarda il Cittanova, atleta a tutto campo che ha retto da solo quello che è il peso di energie e di concentrazione che sono state infuse da Fanello alla squadra nell'approcciarsi ad una partita finora sulla carta che appariva di tutt'altro spessore. È diventata una partita equilibrata, una partita che ristagna su uno 0-0 che a 11 minuti, anzi a 10 minuti più recupero dalla fine, mantiene inalterato l'equilibrio delle reti inviolate e non poteva essere diversamente. Attenzione però, perché Schwarups è un giocatore che magari non avrà precisione, non avrà grande velocità, ma ha impatto comunque sulla palla, è uno che comunque anche centimetri. Russotto viene anticipato, meno male che c'era Pisarda, perché stavano partendo quelli della Cittanova, ci mette una pezza alla Pisarda sull'inserimento di Lobasso, energie fresche ovviamente per il tecnico Fanella, e sentite come prendono giustamente anche fiato i tifosi della Cittanova. Salta a vuoto Schwarz,
là davanti Russotto, insegue il pallone Giovinco, lo anticipano con ottima scelta di tempo Figini, e attenzione perché c'è l'uscita e porta vuota per fallo però in attacco. Gioco è rimasto fermato dal direttore di gara sulla prima uscita da parte di Beters. L'incursione di Crucitti la rivedremo, a quel punto c'è fallo sul portiere, l'arbitro ferma il gioco, pallone che rimane però lì e Crucitti che si lamenta proprio la circostanza di non avere commesso fallo. Rapisarda, riguardiamola questa azione perché ha dell'incredibile, il testone di Svarups, l'incursione lì al centro, l'uscita che non accoglie il tempo Beters per agguantare il pallone, gli scivola praticamente dalle mani e poi pronto Crucitti, chiuso però ma soprattutto blindato dal fischio del direttore di gara. Ancora pallone tagliato più alto del previsto per Andrea Russotto che se la prende un po'. Rapisarda dice qualcosa al tecnico del Catania. Hai colto qualcosa, Marco, da parte di Russotto all'indirizzo di... Si sta ragionando, Angelo, come modificare un pochettino l'impostazione, perché il Catania ha già fatto tutti i 5 cambi. Esatto. Rispetto a quello che succede nelle partite scorse in cui poi con i cambi qualcosa succedeva, cambiava, adesso non sta succedendo, per cui il modulo è quello, gli interpreti sono quelli, però si sta tentando magari di dare qualche indicazione in più. Si parlava di una marcatura e soprattutto una velocità della esecuzione del raddoppio sui portatori di palla del Cittanova che poteva scemare nel corso dei 45 minuti. Sembra che invece tutto questo abbia subito addirittura, se possibile, un'accelerazione a fronte comunque di una Catania che ha perso le distanze a centrocampo e adesso prova comunque con i battitori importanti. Sarao si dispera perché sfiora il pallone con la testa, nessuno va incontro però su quella posizione. L'inserimento di De Luca finora ha prodotto pochi risultati, lo stesso anche quello di Giovinco, mentre Lorenzini, chiamato all'attenzione costante perché Svarups gli ruba centimetri importanti, giocatore statico ma comunque prezioso sui palloni di testa, potrebbe rappresentare un cattivo cliente per un difensore qualunque che avesse un calo di concentrazione. Rapisarda dalla panchina, Danilo Fanello è davvero indemoniato, Lorenzini a cercare di cavare questo ragno dal buco in cui si è insaccato un po' il Catania. Attenzione che può partire però il Cittanova, recupera con ottima scelta di tempo la posizione il Catania, arriva anche Giovinco da quelle parti e ovviamente adesso possono essere energie invertite e tu, Marco, senti con attenzione quello che si stanno scambiando i due tecnici del Catania. Esatto, non è ecco, allora qualche spostamento c'è con Russotto che viene spostato a destra. Esatto, perché mi pare che lì a sinistra non abbia mai preso e arriva De Luca distanze da questa parte, anzi no, Giovinco, vediamo adesso, vediamo. Forse Giovinco a sinistra con De Luca al centro, esatto. Questo è lo spostamento. Giovinco a sinistra, Russotto a destra perché a sinistra i 3 lanci non l'avevano mai favorito. Sposta Giovinco a questo punto a sinistra, mette alle spalle di Sarao De Luca, il Catania. Rapisarda, un tempo di troppo nel tentativo di liberarsi del pallone, pressing attentissimo quello dei giocatori di Fanello che hanno azzerato sul campo il gap tecnico che dimostra la classifica con una serie di rimpalli. Poi Giovinco, tutto regolare dice il direttore di gara e pertanto attenzione, si può partire con i piedi, costretto ad intervenire Beters sull'incursione di Rugnetta. Russotto tornato nuovamente a sinistra, Russotto schiaccia il pallone, lo smorza, si dispera, poteva essere probabilmente sfruttata meglio questa opportunità
il gioco è fermo, c'è il giocatore della Cittanova che ha un problema muscolare, non reputiamo nulla di particolarmente serio, ma immaginiamo che adesso ogni secondo che scorra sul risultato di 0-0 sia un risultato di assoluto prestigio per la formazione di casa e uno spunto di riflessione. Ma la partita ancora non è finita, quindi incrociamo le dita perché tutto può succedere, il calcio ce l'ha davvero insegnato in tante altre circostanze. Rizzo parla col direttore di gara, scambi di vedute, Vitale dice a Rizzo allontanati, no, fa il saggio Vitale, mentre Rizzo continua a mandargliela a dire ma c'è anche Crucitti, non ci sono scintille però in corso, c'è invece Condomitti che si rialza. Vi assicuro che appena varcherà la linea che demarca il terreno di gioco praticabile, miracolosamente si sentirà bene il tempo così di qualche istante e di qualche parola rassicurante, così è difatti, è pronto a rientrare. Normale, ordinaria amministrazione, rimessa con le mani, con uno in meno perché ancora non è stato utilizzato a rientrare Condomitti, che sollecita il direttore di gara che ovviamente aspetta ancora proprio per punire indirettamente il giocatore per il tempo trascorso inutilmente. Ci prova Russotto su quella linea, adesso il gioco si ferma, c'è un altro giocatore infortunato che rimane dolorante per terra, si accendono le scintille, ovviamente nessuno ci crede e tutti vogliono far capire, e c'è uno scontro 1-1 con Vitale, viene allontanato dal più saggio in questo momento della linea difensiva del Catania Castellini. Vediamo quello che è o non è successo, perché c'è Russotto, si divincola, poi una serie di rimpalli e palla che viene messa fuori, ma nel frattempo qualcosa è accaduto fuori telecamera e adesso continuano ancora una serie di spintoni da una parte e dall'altra, maglie che si tirano e adesso arriva anche Lorenzini, saltano i nervi sul finale di questa partita, non se lo deve permettere il Catania, non se lo può permettere con un direttore di gara che estrae facilmente i gialli. Crucitti difatti va a parlare con l'arbitro di questa partita, torna Rizzo dalle posizioni, dice di venire qua, ha i cartellini in mano, sempre ancora Rizzo e qua ci sono cartellini gialli per tutti, per Rizzo da una parte e andremo a vedere ancora se c'è qualche cartellino da spalmare. No, allora è stato ammonito Rizzo e Baggini e aumentiamo quindi il numero degli ammoniti di questa partita. Nel frattempo il tempo è trascorso, mentre ci sono lamentele che giungono alla panchina della Catania, ovviamente i tifosi della Cittanova sbottano dalle tribune, non accettano. Castellini, Lorenzini, giallo, è qua, stavolta il giallo se lo prende Schwarpus, giocatore lettone, si defila Schwarpus, poi gesto di intesa con comunque Lorenzini, anche da avversari si può utilizzare il fair play. Di testa Sarao, poi Lorenzini, Castellini, tutto avanti il Catania, testa bassa. Vedremo quanti minuti di recupero, sono 7 Marco? Sono 7, esatto, erano 6 Sì. fino proprio a 20 secondi fa, sono diventati 7, è ovvio che anche in panchina il Catania si lamenta proprio perché i giocatori del Cittanova restano a terra, proprio il caso dei Crucitti di prima. Attenzione perché c'è Svalpos tra due avversari della Catania, prova ad alleggerire, lo fa nei confronti di Aprile, poi corre come al solito Crucitti, una partita importantissima la sua, hanno tenuto in piedi Aprile e Crucitti l'intera formazione di casa,
poi Andrea Russotto, la rincorsa di Russotto, la puntata di Russotto dalle parti di Boccia sulla fronte offensivo di destra, viene chiuso al momento e poi l'ultimo tocco è proprio del numero 2 del Catania. Si riprenderà a giocare con una rimessa dal fondo, è tutto grasso che cola, è passato il primo dei 7 minuti. Vitale chiede dalla panchina quanto tempo manca alla fine della gara. Marco Carli sicuramente glielo dirà, fagli il cenno di 6. Sì, gliel'ha già detto Zeoli che ne mancano 6, in questo momento anche Lorenzini ha chiesto. Esattamente, 6 minuti alla fine di questa partita. Svarpus, Lorenzini, attenzione perché bisogna mantenere alta la concentrazione. Vitale sul cerchio di centrocampo con Rizzo, sbaglia il tocco in profondità Rizzo, arriva Vitale, partita comunque encomiabile la sua tra due avversari, lo Castellini, bravissimo, tra i migliori del Catania in termini assoluti in una giornata dove non ha brillato quasi nessuno. Poi ci prova Giovinco, il taglio all'interno dell'area di rigore costringe il lungo Fighini a mettere la palla sull'altro fronte. Torna Giovinco, si occupa lui della rimessa con le mani per il Catania. All'interno Lorenzini di testa Russotto, pallone che si perde fuori, incredibile, ma c'era posizione irregolare e quindi sarebbe sfumata sempre e comunque l'azione. Lunga la rimessa con le mani, Lorenzini prolunga, Russotto sbaglia comunque la mira, ma c'era comunque la bandierina della signor Pacifici di Arezzo alzata. Prendono coraggio i tifosi della Cittanova, tutti all'interno della nostra tribuna coperta. Castellini, Lorenzini, poi il taglio di Lorenzini, Buffa, tutto un buon approccio alla partita, Buffa. Castellini non ha commesso un errore, uno. Parte il Catania, prova Vitale di controbalzo a schiacciare il pallone, arriva fuori misura e anche fuori coordinamento. De Luca parla col direttore di gara, sollecita l'attenzione dell'arbitro perché Bruno ci mette più del tempo consentito. Solito sguardo al cronometro da parte del tecnico del Catania Giovanni Ferraro, e adesso che stanno per calare le prime ombre della sera non ci sarà necessità di intervento delle luci artificiali. Giovinco la gioca davanti, poi tutto un buon approccio, buon apporto Giovinco, ma forse l'ingresso in campo del giocatore in maglia 32 del Catania è arrivato troppo tardi. Poteva essere forse disegnata meglio questa partita, anche un approccio completamente diverso. Rizzo, la partita ancora deve concludersi. De Luca di testa non la salva dalla rimessa laterale, invece concede rimessa da fondo. 4 minuti e mezzo, ne mancano ancora 2 e mezzo alla fine di questa partita, alla fine dei 7 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. E la Cittanovese, o comunque il Cittanova Calcio, si sta ancora chiudendo in attacco questa partita e questa gara, si sta guadagnando sul campo il risultato di 0-0, ma mancano ancora davvero 2 minuti, scoccato in questo istante il quinto, 120 secondi per cercare il gol, la finta all'interno dell'area di rigore, dice l'arbitro che non c'è fallo su Sarao, ma per noi c'era un fallo di rigore grande quanto una casa, lo andremo a vedere, ne approfitta nel frattempo sull'altro fronte Svarups. Rivedremo queste azioni con Sarao che è stato atterrato all'interno dell'area di rigore, movimento innaturale dell'attaccante della formazione rossazzurra, non avrebbe avuto necessità di simulare il contatto, lo rivedremo, ma nel frattempo il cronometro corre
e il risultato di 0-0 che disegna reti inviolate. Il finale di questa partita non sembra tutt'altro che certo. Ancora palla che spiove all'interno del rigore della Cittanova, la controlla il Catania, l'arbitro ferma il gioco, comanda calcio di punizione a favore della Cittanova e adesso andremo a rivedere quelle che ci sono. Sarao parla col direttore di gara, dice che il calcio di rigore c'era. Guardate, pallone che spiove e poi il controllo di Sarao che viene praticamente atterrato, intervento da parte di Ruano. L'arbitro dice che aver visto tutto e di non avere assolutamente avuto la percezione del calcio di rigore. Primo assistente che adesso parla con il direttore di gara e attenzione, c'è un rosso in arrivo, un rosso, immaginavo che Ferraro sarebbe stato attinto dall'attenzione di Filippo Pignatelli che ha detto a Nigro di andare via a Ferraro, e dopo quell'azione che ha visto il Catania salterà la prossima partita, quindi Ferraro dalla panchina. Ci sarà ovviamente il suo secondo, ma intanto la partita è finita, sostanzialmente scampoli di recupero, su tutto pende quell'atterramento di Sarao al quinto minuto nel corso della minuti di recupero di questa gara all'interno dell'area di rigore non concesso dall'arbitro, dal signor Mattia Nigro, e poi finisce in attacco ovviamente il Cittanova che può chiudere questa partita quando abbiamo già oltrepassato anche 43 secondi dei 7 concessi. Rivedremo ovviamente quello che è stato lo spunto di Castellini su Svarpus, calcio di punizione che sta per battere il Cittanova. I due più rappresentativi, l'abbiamo detto, attenti a quei due, Aprila e Crucitti. Da quella posizione lo batterà ancora una volta Crucitti, 1 minuto e 10 secondi 8, 1 minuto e 20 secondi oltre i 7 già di recupero concessi. Batte il calcio di punizione, la parata da parte di Peters, e qui a questo punto potrebbe anche concludersi la partita con l'espulsione da parte di Ferraro, e poi a cronometro che continua a scorrere libero quello del direttore di gara, permette a Lorenzini e poi a Vitale. Finisce la partita proprio in questo istante. Il Cittanova riesce a fermare la corsa della Catania.